A servizio delle persone più bisognose, il Banco Alimentare compie 30 anni. I dati confermano la povertà assoluta aumenta e coinvolge sempre più famiglie con bambini. Iniziati a Zoagli i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente, sbloccati 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, ne serviranno il doppio per rifare la passeggiata di Levante. Chiavari, bilancio in ottima salute, 23 milioni di euro di fondo cassa e 19 milioni d'avanzo. Sarà ridotto in parte l'indebitamento del comune, la restante parte sarà utilizzata per gli investimenti. Francesco denuncia il crescente nazionalismo che tralascia il bene comune. Il Papa chiede una rinnovata solidarietà internazionale nel rispetto della dignità umana. Giulio Romano, il discepolo prediletto di Raffaello, al centro della prima conferenza della stagione della Galleria Rizzi di Sestri Levante. Illustrato e spiegato il dipinto Morte di Euridice. Una storia di sport e di amicizia che dura da 22 anni. Va in archivio l'edizione 2019 del torneo di calcio giovanile Micaela Basso, che ha coinvolto in Fontanabuona 4 squadre per ricordare la giovane arbitro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque, Banco Alimentare compie 30 anni. In Italia la struttura, che è particolarmente articolata sul territorio, ha risposto al crescente bisogno di assistenza primaria. La diffusione della povertà assoluta negli ultimi 10 anni infatti è raddoppiata a livello familiare e quasi triplicata a livello personale. Sono dati Istat. L'incremento della povertà colpisce sempre più gravemente le famiglie con bambini. Vediamo insieme il nostro servizio. Il Banco Alimentare in questi anni ha risposto al bisogno crescente di assistenza raddoppiando i volumi di cibo recuperato dalla filiera agroalimentare. A questi si aggiungono gli alimenti provenienti dai piani di intervento sociale dell'Unione Europea e nazionali e quelli donati dai cittadini nel corso della colletta alimentare annuale. Una risorsa fondamentale per le strutture caritative convenzionate. Nel 2018 in Liguria abbiamo recuperato oltre 2.000 tonnellate di alimenti e distribuiti appunto alle 394 strutture caritative convenzionate che solo in Liguria aiutano oltre 55.000 persone. Donando il cibo alle strutture caritative, queste possono destinare le loro risorse sia umane che finanziarie per i propri scopi, quindi magari l'aiuto alla persona, l'aiuto alla ricerca del lavoro, il sostegno in tante altre forme. E poi l'altro aspetto è che del cibo che è assolutamente buono e che sarebbe destinato alla distruzione diventa una ricchezza perché acquista un valore sociale per tutte le persone che hanno bisogno, e questo è un aspetto che gratifica molto anche le aziende agroalimentari o i supermercati, cioè chi ci dona il cibo lo fa volentieri proprio perché non vede sprecato tutto il loro lavoro. Dal punto di vista educativo, come avete visto cambiare i rapporti in questi anni di presenza capillare sul territorio? Allora, intanto il tema dello spreco alimentare in questi anni è andato ovviamente aumentando, proprio la sensibilità verso l'eliminazione dello spreco, quindi le persone sono più attente a questo, però certamente c'è ancora molto da fare. È vero, si spreca al momento della produzione, al momento dello stoccaggio degli alimenti, nella grande distribuzione, ma un grande spreco avviene nelle nostre case, e questo si può migliorare solo con l'educazione nostra. Per celebrare il trentennale del Banco Alimentare in Italia sono stati organizzati eventi in 30 città. A Genova domani nei magazzini di Bolzaneto Open Day con visite guidate e mostra fotografica a partire dalle 11. Dalle 16 gara del campionato mondiale di pesto al mortaio. Con lo sblocco dei fondi post mareggiata sono iniziati a Zoagli i lavori per il ripristino della passeggiata a mare di Ponente, ma serviranno altri finanziamenti per poter mettere mano a tutti gli interventi che si sono resi necessari a seguito della mareggiata di fine ottobre. Sono iniziati la scorsa settimana e hanno già dovuto subire uno stop per la pioggia ed il mare mosso i lavori di ripristino della passeggiata a mare di Ponente a Zoagli. Con lo sblocco dei 600.000 euro stanziati per il post mareggiata, la cittadina del Tigullio ha potuto mettere mano alla sua perla, la splendida passeggiata a picco sul mare che per la parte di Ponente collega il centro del paese con alcune attività.
Per questo il tratto di passeggiata ad ovest del centro è stata privilegiata nei finanziamenti. I lavori consentiranno la completa ricostruzione di quello che il mare ha distrutto la notte fra il 29 ed il 30 ottobre. L'aspetto finale sarà identico a quello precedente. Un piccolo tratto è già stato ricostruito, ma al momento la passeggiata resta comunque chiusa in attesa del completamento dei lavori, per i quali molto probabilmente ci vorranno un paio di mesi. Le strutture ricettive turistiche che si trovano nella zona potranno quindi poi effettuare i lavori di sistemazione e riaprire. La prima parte dei finanziamenti consentirà, in realtà, di coprire solo una piccola fetta dei lavori necessari per sistemare quello che la mareggiata ha distrutto a Zoagli. Serviranno ancora 1.300.000 euro per sistemare la passeggiata a mare di Levante, che non ospita attività commerciali ed è stata quindi posta in secondo piano nei finanziamenti. Fra 15 giorni il Consiglio Comunale sarà chiamato ad approvare il conto consuntivo e in quella sede si vedrà se sarà possibile nelle pieghe del bilancio racimolare almeno una parte dei fondi necessari per questo e tutti gli altri interventi. Sulla lista infatti c'è anche il ripascimento delle spiagge, che sono andate perse in parte al 70%, in parte del tutto, e la messa in sicurezza dei moli. Nuova chiusura al traffico programmata a Rapallo per il ponte Carristi d'Italia. La circolazione veicolare pedonale sarà interdetta nei giorni 6, 7 e 8 maggio dalle 7 alle 18. Questo per permettere la prosecuzione dei lavori per la posa delle tubature per il nuovo depuratore in località Ronco. I lavori sono eseguiti dalla ditta Siteco. Il provvedimento sarà reso noto anche mediante l'installazione di cartellonistica in zona. Dal punto di vista economico-finanziario, il Comune di Chiavari è in ottima salute. Nell'ultimo anno il fondo cassa ha avuto un incremento di 3 milioni di euro. Il tema è stato affrontato nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale. 19 milioni d'avanzo d'amministrazione, 23 milioni di fondo cassa. Sono le cifre su cui ruota la gestione economica del Comune di Chiavari emerse nell'ultimo Consiglio. Un bilancio in salute, addirittura, spiega il sindaco, nell'ultimo anno il fondo cassa è salito di 3 milioni. L'avanzo verrà così ripartito: 8 milioni vincolati per legge al fondo crediti, 3 accantonati come riserva, 1.200.000 euro circa per estinguere una parte di mutui e ridurre l'indebitamento. L'indebitamento di questo comune non è eccessivo, però ci ritenevamo, data la consistenza dell'avanzo d'amministrazione, di poter dedicare una quota quest'anno alla riduzione. L'anno prossimo contiamo di intervenire nuovamente e arrivare alla fine del mandato di questa giunta con una riduzione completa, con un'eliminazione dell'indebitamento. Ciò produce ovviamente, oltre a rendere l'ente da un punto di vista economico-finanziario più solido, consente anche minori spese in termini di restituzione annua e di interessi. La rimanenza sarà usata per gli investimenti. Una parte di questi è già stata approvata a dicembre nel bilancio di previsione. Tra i tanti figurano 1,5 milioni per la messa in sicurezza del Rupinaro e 300.000 euro per l'acquisizione del primo tratto della strada interpoderale di Caperana. Poi lavori di manutenzione di strade marciapiedi, asfaltature, incarichi progettuali, 150.000 euro per le piste ciclabili. Gli altri lavori invece sono di quest'anno, alcuni devono ancora passare in Consiglio. Prevista la ristrutturazione del padiglione del Tè al Parco Rocca per 400.000 euro e il rifacimento del tetto del palazzetto dello sport di San Pier di Canne con l'inserimento di pannelli fotovoltaici per 550.000 euro. Tra i progetti in itinere il sindaco ricorda quello per raddrizzare i pennelli delle spiagge, l'ampliamento del parcheggio a Caperana all'altezza del Bar Fox e infine l'acquisizione dell'area di fronte alle caserme per allargare la strada. Inizia il percorso di formazione Educatori Primi Passi, organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile in vista dell'impegno estivo per i ragazzi che si spenderanno come animatori nei campi parrocchiali. Questa sera alle 21 nei locali di Casa Caritas a Chiavari, laboratorio di gruppo. Maria, modello del discepolo nel Vangelo di Luca, è invece il tema dell'incontro con il biblista Don Claudio Doglio. L'appuntamento è alle 21 nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Preoccupazione per il crescente riemergere del nazionalismo, un nuovo appello a guardare i migranti non come un rischio ma come una risorsa e l'invito a proseguire sul cammino comunitario e di solidarietà rappresentato da molti organismi internazionali. Il messaggio di Papa Francesco ai componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali riunita in questi giorni in Vaticano.
La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere un po' dovunque nel mondo di correnti aggressive verso gli stranieri, specie gli immigrati, come pure quel crescente nazionalismo che tralascia il bene comune. Sono le parole rivolte stamattina dal Papa ai membri della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali riuniti in plenaria. La Chiesa ha sempre esortato all'amore del proprio popolo, della patria, al rispetto del tesoro delle varie espressioni culturali, delle usi e costumi e dei giusti modi di vivere radicati nei popoli. Nello stesso tempo la Chiesa ha ammonito le persone, i popoli e i governi riguardo alle deviazioni di questo attaccamento quando verte in esclusione e odio altrui, quando diventa nazionalismo conflittuale che alza muri, anzi addirittura razzismo o antisemitismo. Sappiamo dalla storia dove conducono simili deviazioni, prosegue Francesco. Penso all'Europa del secolo scorso. Cari amici, l'invito conclusivo. Vi chiedo di collaborare con me nel diffondere questa coscienza di una rinnovata solidarietà internazionale nel rispetto della dignità umana e del supremo bene della pace. Ricorre oggi la giornata mondiale della libertà di stampa, incentrata sul tema giornalismo ed elezioni in tempo di disinformazione. Nessuna democrazia è completa senza accesso a informazioni trasparenti e affidabili. Lo ha ricordato Antonio Guterres, segretario generale dell'ONU. Un appuntamento il 3 maggio atteso per celebrare i principi fondamentali della libertà di stampa, valutarne il rispetto in tutto il mondo e difendere i media dagli attacchi alla loro indipendenza e rendere infine omaggio agli operatori dell'informazione che hanno pagato con la vita il prezzo della verità. In Italia la Federazione Nazionale della Stampa, in collaborazione con diversi enti e organizzazioni non governative, anche del mondo cattolico, lancia in questa giornata la campagna contro tagli e bavagli per chiedere alle istituzioni europee di impegnarsi di più per la libertà di stampa e per dire no alle minacce e alle aggressioni contro i giornalisti. Ha preso il via a Sestri Levante la stagione delle conferenze organizzate dalla Fondazione Rizzi. Il primo appuntamento è stato con l'esperto d'arte Paolo Bertelli del Museo di Palazzo Ducale di Mantova, che ha illustrato l'opera Morte di Euridice, che fa parte del patrimonio artistico della Galleria Sestrese e appartiene alla bottega del discepolo prediletto di Raffaello, Giulio Romano. Vediamo. È uno dei dipinti più antichi e preziosi che arricchiscono il patrimonio artistico della Fondazione Rizzi di Sestri Levante. La morte di Euridice, opera riferibile alla scuola di Giulio Romano, è stata al centro della conferenza che ha dato il via alla stagione di incontri della galleria ospitata nel palazzo di Via dei Cappuccini, che si affaccia sulla baia di Portobello. In particolare il suo autore, discepolo prediletto di un maestro del Rinascimento, Raffaello, del quale è ereditò la bottega alla morte avvenuta a soli 37 anni. Alla morte di Raffaello, 1520, lui diventa il capo della bottega fino al 1524 circa. C'è addirittura da pensare che molti quadri dell'ultimo Raffaello sono stati fatti insieme tra Raffaello e Giulio Romano, e persino noi storici dell'arte alle volte facciamo fatica a determinare dove finisce la mano di Raffaello, dove inizia Giulio Romano, questo per far capire la qualità del dipinto. E al discepolo di Raffaello è dedicata un'importante mostra che in autunno sarà ospitata nel Palazzo Ducale di Mantova, che per l'occasione riaprirà anche alcune sale chiuse dal terremoto del 2012. Un'esposizione che vede stringersi sempre più la collaborazione con il Museo Parigino del Louvre. La conferenza, promossa dalla Fondazione Rizzi di Sestri Levante, è stata come un'anticipazione di questo evento che ha voluto mettere in luce uno dei tanti tesori custoditi nella galleria. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare un'anticipazione perché abbiamo nella nostra collezione un'opera della bottega di Giulio Romano e abbiamo invitato quindi un illustre conferenziere, critico d'arte di Mantova, che appunto ci porterà a conoscere bene questa nostra opera. Il nostro compito è quello di valorizzare le opere che sono in museo, le opere che riguardano più secoli, dal 1400 al 1800.
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna, istituita nel 2016, l'Ordine degli Psicologi della Liguria organizza una settimana di eventi. La ASL 4 partecipa con 2 appuntamenti, 2 incontri per futuri genitori o neogenitori con le psicologhe e le ostetriche del percorso nascita del progetto interdipartimentale per l'identificazione precoce della depressione postpartum. Gli incontri si terranno lunedì 6 maggio dalle 15 alle 17 nei locali del consultorio di Sestri Levante, al primo piano dell'ospedale cittadino, e mercoledì 8 maggio dalle 15 alle 17 nei locali del consultorio di Rapallo, al piano terra della palazzina di Via La Marmora. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti e lo sport. Così si minaccia la società civile, fondazioni di sussidiarietà e Movimento Cattolico dei Lavoratori contro la stretta del governo. Binetti e Pisapia, la protesta unisce le opposizioni e intanto Salvini esalta i muri. Sotto invece la notizia che arriva dalla Gran Bretagna, che è il primo paese dell'Ocse a votare una mozione che impegna anche a 0 emissioni di CO2, clima, Londra si dichiara in emergenza. La politica interna, Conte, Siri ora lasci, la Lega non strappa, revoca il prossimo Consiglio dei Ministri, il sottosegretario tenta l'ultima mossa. Invece in Venezuela è scontro, soprattutto tra le forze della Russia e degli Stati Uniti, Maduro marcia contro la popolazione con i militari. Riforme scolastiche, educazione civica, abolite le note, ma andiamo all'interno di Avvenire, dove si parla di terzo settore, valore incompreso, Vitadini della CDO e un cambio di paradigma verso un'idea disastrosa del rapporto tra Stato e individuo. Castaldi del Movimento Cattolico Lavoratori è in un atto, un vero smantellamento, siamo al capolinea di un processo pericolosissimo. Nel dibattito aperto da Avvenire sull'attacco alla società civile, le riflessioni sulla responsabilità della politica nell'epoca della frammentazione sociale. Il secolo XIX, Conte, Siri si deve dimettere, ira di Salvini, vogliono la crisi, svolta dopo che l'esponente del Carroccio aveva subordinato l'addio a un colloquio con i PM, Di Maio dice è una strada furba e intanto il vice premier leghista pensa di disertare la riunione di governo, il commento di Francesco Bei, le mosse di una sfida a poker. E poi c'è la fotonotizia, Rolly Days apre alle visite anche il caveau di Carige che vediamo in questa immagine, Mattarella-Macron, l'amicizia si rinsalda nel nome di Leonardo da Vinci. L'incontro a Budapest tra Orban e Lega, l'intesa è più vicina, vince la strategia dei muri in Europa. E poi una notizia dal nostro territorio, delitto di Chiavari, la vittima voleva scrivere le sue memorie, nel libro anche l'omicidio di un notabile della Democrazia Cristiana. Si parla ancora di vendite in Genoa-Sampdoria, Genoa dai tifosi 5 accuse preziose, vendita Samp, adesso spunta un Emiro. Dal Levante, provinciale 227, cantiere permanente, via i lavori per i tubi dei sottoservizi. Dalla prossima settimana a metà giugno, transito regolato da Movieri nei tratti interessati, sarà rifatto anche l'asfalto. E poi una notizia, dopo l'estate a settembre arrivano i bus elettrici sulla tratta tra Santa e Portofino. Ancora dal secolo XIX, ma nell'entroterra, rete sentieristica, bando per il recupero. Dopo i primi interventi generali, un progetto specifico su ciclovia dell'Ardesia e la valorizzazione della via del mare. La situazione del GAL, appunto il GAL genovese, non è delle migliori, la priorità è far girare soldi sul territorio. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione dove oggi per noi c'è Andrea Capitani. Grazie Emanuela, buongiorno a tutti. Sono stati assegnati questa mattina nella sede romana del CNR le bandiere blu 2019 per le spiagge e i porti turistici con i migliori servizi e il rispetto ambientale. In tutto sono 183 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 8 in più dello scorso anno. Le bandiere blu sono andate anche a 72 approdi turistici, in particolare la Liguria sale a 30 località con 3 nuovi ingressi, ovvero quello di Imperia, Riva Ligure e Sanremo, e la regione guida la classifica nazionale davanti alla Toscana con 19 località. Per quanto riguarda il Tigullio ci sono le conferme dei comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Lavagna, Moneglia e Chiavari, quest'ultima località premiata anche per la sua marina, il porto turistico, non così invece per il porto di Rapallo, i cui danni subiti dalla mareggiata non hanno permesso di ottenere quest'anno il riconoscimento. È tutta la linea.
Grazie, siamo allo sport. Ha compiuto 22 anni il trofeo Micaela Basso, il torneo di calcio riservato alle categorie esordienti misti che si è svolto nel ponte del 1° maggio a Ferrada di Moconesi e Monleone di Cicagna. Organizzato dall'Unione Sportiva Calvarese, il torneo è stato sempre, come sempre, un momento intenso di sport e di amicizia. È andata in archivio come una festa di sport e di amicizia la 22esima edizione del trofeo Micaela Basso, organizzato in Val Fontana Buona da Enzo Malatesta e dall'Unione Sportiva Calvarese per ricordare la giovane arbitro della sezione di Chiavari morta in un tragico incidente. Micaela era una ragazza che era molto attaccata all'associazione, era molto attaccata e era anche una promessa. Ecco, diciamolo, perché Micaela era anche brava ad arbitrare, ecco. Era ben vista e seguita anche dalle società, da questa società. Allora Micaela era stata una pioniera perché gli arbitri donna erano pochi e 3 sole ragazze avevano iniziato il corso nel nostro territorio. Oggi però c'è qualche ragazza in più. Sì, noi abbiamo 7 ragazze, ultimamente nell'ultimo corso abbiamo avuto 2 ragazze che sono iraniane, una già iniziato ad arbitrare, ha già fatto 6-7 partite di cui già 3 allievi, quindi vuol dire che riusciamo proprio a fare divertire. Una si era infortunata proprio all'inizio e deve ancora incominciare, però è qui con noi, ha fatto da assistente a una partita e ha detto che non vede l'ora di incominciare. Per la cronaca strettamente sportiva, ad aggiudicarsi il torneo è stata la squadra del Villaggio del Ragazzo che ha battuto in finale il Rivasamba ai rigori dopo un 1-1 alla fine dei 90 minuti e dei tempi supplementari. Il portiere Samuele Roffo, dopo aver parato un rigore, ha segnato quello decisivo. Perché questo torneo, vorrei sottolinearlo, è una festa. Naturalmente manifestazione calcistica, combattuta, perché sono state 2 giornate intense, sia ieri a Ferrada, e questo sono contento che abbiamo fatto le semifinali a Ferrada al Cristoforo Colombo e le finali al Piombo Roberto di Monleone. Abbiamo dato spazio alla vallata, diciamo, di proseguire questa manifestazione. Il ricordo è un po' amaro, però devo dire la verità che è una giornata così, e vedere giusto 2 giorni di sport come va fatto così con questi ragazzini qui, i genitori, tutto, che si comportano in un modo che difficilmente si vede nei campi sportivi, anche nel settore giovanile, è quello che mi fa un enorme piacere. Sono veramente grato a tutte le società che educano in un modo simile dei ragazzi, che speriamo che lo siano, e sono certo, perché insegnando a questo modo qui lo saranno anche da grandi. Con lo sport terminiamo questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda come sempre a partire dalle 19:15. Vi ricordo alle 21:10 l'appuntamento con la nostra rubrica di cronaca diocesana Noi Chiesa. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.